Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del nostro spazio di approfondimento che sarà dedicato alla violenza sulle donne. Quello di Giulia Cecchettin è il femminicidio numero 83 dall'inizio dell'anno, ma non è stato un femminicidio come tutti gli altri, per l'ondata emotiva che è scatenato nel paese e che ha creato un prima e un dopo. Da una parte per la giovane età dei due ragazzi, per quella settimana di ansia e di speranza che poi si è conclusa nel peggiore dei modi, ma anche per la grande dignità di questa famiglia, per la lucidità, la forza e il coraggio della sorella Elena, che in una lettera ma anche in varie interviste ha dato la sua lettura di un fenomeno a cui noi abbiamo dato un nome, femminicidio, ma di cui non capiamo ancora bene le cause, le origini e soprattutto le cure. Allora ascoltiamole ancora una volta le parole di Elena. Mostro è quello che esce dai canoni normali di quella che è la nostra società, ma lui è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro. La cultura dello stupro è quell'insieme di azioni che prevedono e sono volte a limitare la libertà della donna, come controllare un telefono, come essere possessivi, come fare catcalling, ed è una struttura che beneficia tutti gli uomini. Non tutti gli uomini sono cattivi, mi viene detto spesso, sì è vero, però in questi casi sono sempre uomini e tutti gli uomini comunque traggono beneficio da questo tipo di società. Quindi tutti gli uomini devono essere attenti, devono richiamare l'amico che fa catcalling ai passanti, devono richiamare il collega che controlla il telefono alla ragazza. Dobbiate essere ostili a questi comportamenti che possono sembrare banalità, ma sono il preludio del femminicidio. Il femminicidio non è un delitto passionale, il femminicidio è un delitto di potere e il femminicidio è un omicidio di Stato, perché lo Stato non ci tutela e non ci protegge. Parole importanti, parole pesanti, quelle di Elena. Ne parleremo con Giorgio Ferrara, psicologo in servizio presso il Centro per Uomini Maltrattanti di Bagheria. Benvenuto. Buongiorno a tutti. E poi ci colleghiamo con Maria Celeste Celi, presidente della Casa Famiglia Circe di Messina. Benvenuta anche lei. Grazie, buonasera a tutti. E poi andremo da Eliana Grimaldi, non una di meno, di Messina, la città che fra l'altro sabato ospiterà una delle due manifestazioni nazionali nella giornata contro la violenza sulle donne. Ciao Eliana. Non ti abbiamo sentito, riproviamo? Sentiamo l'audio? Buona serata. Ok, adesso ti sentiamo, ciao. Allora, io voglio partire subito da Giorgio Ferrara, perché Elena dice, riferendosi a Filippo, ma si può applicare a molti degli uomini violenti, non è un mostro. Un mostro è un'eccezione, i mostri non sono malati ma sono figli sani. Da voi nel vostro centro per uomini maltrattanti passano tanti di questi uomini violenti. Lo spieghiamo ai nostri telespettatori che, lo ricordo, possono interagire con noi attraverso il nostro numero 342 745 5005. Andare in questi centri è un'opzione prevista dalla normativa sul codice rosso, è un'alternativa alla detenzione, quindi c'è anche forse una forma di convenienza. Però è anche vero che molti di questi uomini per la prima volta si siedono davanti ad uno psicologo e provano a tirare fuori quello che hanno dentro. Ecco, chi vi trovate davanti, Giorgio? Intanto c'è da dire che sì, sicuramente sono d'accordo con tutti gli aspetti che accennavi, anche rispetto alla possibile manipolazione, no, nell'usare questo tipo di percorsi. Però ed è anche, diciamo, parte in qualche modo della norma stessa, però ecco, in qualche modo noi ci troviamo di fronte a una persona che è trasversale all'estrazione socioculturale, all'età, al tipo di lavoro che fa. Quindi da questo punto di vista diciamo che si vanno a battere molti stereotipi che ci vedono magari a pensare, no, a un certo tipo di uomo. In qualche modo l'omicidio no, di Giulia, quindi Filippo, in questo caso Filippo Turetta, è proprio simbolo di questo, no? Quando la sorella dice
comunque figlio sano di questa società, non vuole altro che dirci del fatto che tutti noi siamo dentro questo tipo di dinamica. Quindi tu dicevi, gli nessuno è uomini che in escluso. qualche modo passano dal vostro centro hanno tutte le età, l'abbiamo visto, sono di Sì, tutte le diverse estrazioni sociali. Ecco, qual è la molla Sì. della violenza? Dove si annida? Comunque le determinanti sono di vario tipo, dalla determinanti personali, quindi comunque un'incapacità di controllare la propria emotività, aggiungerei proprio anche di gestirla, elaborarla e conoscerla, ha anche un apprendimento sociale della violenza, spesso, non in tutti i casi, ma spesso le persone che iniziano un percorso da noi poi ci vengono a raccontare che in realtà ecco, è una dinamica appresa all'interno del proprio contesto familiare. E poi in ultima analisi anche l'ambito socioculturale, quindi qua rientra in gioco il patriarcato, no? Questa dinamica di potere, perché si chiama violenza di genere, perché non è altro che un potere che l'uomo in qualche modo vuole avere nei confronti della donna, no? Basato fondamentalmente sul principio sul controllo, sulla predominanza fisica, perché Sul poi possesso, certo, sulla gelosia. assolutamente. Ecco, si insiste molto in questi giorni su questa parola, patriarcato, che è una parola che ha tanti Sì. significati, che sembra arrivare dal passato. Lo stesso papà di Filippo Turetta, anche loro una famiglia molto dignitosa, si sta interrogando e in un'intervista diceva: ma noi non siamo una famiglia patriarcale, noi abbiamo insegnato al nostro figlio i valori del rispetto, abbiamo insegnato a non coltivare la violenza, non si riconosce in questa categoria che invece poi alla fine attraversa in qualche modo famiglie anche normali. Assolutamente sì. La sorella diceva giustamente figlio sano della nostra società, perché la famiglia è comunque una parte, ma non tutto. C'è una società. Sì, c'è una società, Sì. ma anche parlando ecco, semplicemente per le persone che vengono a noi, molte di queste non hanno effettivamente agito una violenza fisica, no? Perché nella maggior parte dei casi viene riconosciuta quella come unico tipo di violenza. Parte del percorso è proprio far intendere quante siano le tipologie di violenza o gli atteggiamenti, i tipi di ragionamento che in realtà la sottendano. Allora Quindi Giorgio, anche volevo semplicemente chiederti sì. anche che tipo di percorso fanno concretamente gli uomini che passano attraverso il vostro centro? Da questo punto di vista è un percorso che insomma possono essere di vari tipi, sia individuale che di gruppo. Noi tendiamo a favorire degli incontri di gruppo perché per far entrare anche all'interno del percorso l'aspetto sociale. In questo modo abbiamo una maggiore possibilità di scardinare lo stigma e il pregiudizio, quindi se io vedo un componente del gruppo che inizia ad affrontare questo tipo di tematica, che inizia ad ammettere quel che è successo, la violenza agita, allora quello ecco, forse fa scricchiolare anche me, mi permette probabilmente di iniziare a mettermi in gioco. E quindi Ecco, sono tra l'altro percorsi gli uomini non sono così soliti si dice almeno, a condividere le proprie emozioni, invece in questo contesto un po' più protetto c'è questa condivisione, è più facile dire io ho picchiato la mia compagna. Non succede in tutti i casi, assolutamente, però sicuramente è un elemento che favorisce anche diciamo, i più resistenti. Quindi assolutamente sì. Sicuramente la dinamica attualmente che favorisce questo tipo no, di apertura da parte dell'uomo. Ecco, immagino che ci siano Sì. tanti uomini in questo momento che ci stanno seguendo. Ecco, che cosa potresti dire se qualcuno riesce a individuare dentro di sé questo germe della violenza o ha messo in atto
atti di aggressività nei confronti della compagna, della moglie, della fidanzata, perché è vero che la maggior parte dei vostri, chiamiamoli utenti, scelgono questa opzione alternativa alla detenzione, però c'è qualcuno che sceglie di andare oltre a questi centri istituzionali. Fra l'altro ci sono anche altre strutture, centri di uomini a cui spontaneamente gli uomini possono aderire. Ecco, che cosa vorresti dire e che cosa trovano lì? Qual è il motivo per cui possono trovare una via d'uscita? Noi siamo appunto uno di quei centri, abbiamo sicuramente una maggior parte di utenza a livello, diciamo, di iter giudiziario, però si può accedere anche al nostro centro liberamente. Tra questi, ad esempio, noi abbiamo avuto già degli utenti che hanno avuto accesso proprio di propria sponte. E se mi è permesso, avrei proprio una piccola testimonianza da parte di una di queste persone. Sì, Giorgio, lo so. Sì, so che c'è questa testimonianza, che sono proprio le parole di una persona che ha frequentato il vostro centro. La voglio tenere tra pochissimo, tra qualche minuto, e daremo lettura. Intanto voglio andare a raccontare l'altra faccia di questa violenza, quella che raccontiamo più spesso, cioè delle vittime, le donne vittime di violenza. E lo facciamo appunto con Maria Celeste Celi, presidente della Casa Famiglia CIRS, che proprio stamattina, fra l'altro, avete messo in atto una bellissima iniziativa, la coperta di Beatrice. Possiamo anche vedere le immagini di questa coperta all'uncinetto realizzata da tante donne. Che cosa rappresenta la coperta di Beatrice? Allora, intanto è un progetto che ha luogo in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza in molte città d'Italia e sta a rappresentare che la violenza e l'emancipazione si raggiungono più facilmente se attorno alle donne vittime di violenza si crea una rete, e quindi molte associazioni si sono riunite nel fare queste coperte, metaforicamente rappresentando la rete. Beatrice è una bimba che nasce da una ragazza che è stata ospitata nella nostra casa famiglia piccolissima, ma non è stata solo ospitata. Lei, come tante altre donne che accedono ai nostri servizi, ha un percorso che prevede lo studio, che prevede il lavoro, che prevede il reinserimento sociale. Ecco, voi a Messina avete una casa famiglia che accoglie gestanti e ragazze madre, ma avete anche una casa rifugio a indirizzo segreto per i casi più delicati. Ma la cosa più importante che ho scoperto è che voi non soltanto vi prendete cura di queste persone in un momento di disagio, ma cercate di provvedere anche alla loro formazione, ad un eventuale reinserimento nella società, perché è vero che tante donne non denunciano per paura, ma ci sono anche quelle che non denunciano perché non sanno come mantenersi. Ecco, volevo vedere l'altro cartello, quello che ci dà la percentuale di donne che denunciano e che parla di solo il 18% delle donne vittime di violenza che è pronta a chiedere aiuto, una percentuale bassissima, no Maria Celeste Celi? Esatto, ma infatti dico, la violenza si combatte unendo tutte le forze sociali in diversi momenti. Il primo momento è la protezione, in cui devono entrare le forze dell'ordine e garantire alle donne una protezione dopo la denuncia. Molte donne non denunciano per questo, perché hanno paura delle ritorsioni, hanno paura che comunque gli uomini li raggiungeranno insieme spesso ai loro figli. Queste comunità, questi alloggi segreti che molte donne non conoscono, adesso voglio fare un appello, servono proprio a questo, a nascondere in una prima fase la donna e i bambini fino a quando non scatta la seconda fase, che sono i provvedimenti giudiziari, che sono vari, dall'allontanamento all'arresto a altro. Se le donne poi hanno ancora necessità di permanere nella struttura, a volte rientrano a casa, allora scatta il progetto di inserimento sociale e lavorativo che le rende autonome. Ecco, e qui lei diceva che non sono tante le strutture. Vediamo i numeri appunto di queste presenze sul territorio. Ci sono 113 strutture antiviolenza in Sicilia, 28 centri antiviolenza, 54 strutture a indirizzo segreto, come quella appunto che gestite anche voi, e 31 sportelli di ascolto. Sono sufficienti? Mi sembra abbiamo detto no.
No, il punto è questo, lavorare in rete con queste strutture, perché le donne non possono essere accolte nella stessa città, e per questo c'è un bel progetto in corso a Messina, che è quello di mettere in rete da parte della prefettura tutte queste strutture. Presto ci sarà un evento pubblico che lo renderà noto, in modo tale da trovare il posto giusto nella giusta città per accogliere le donne. Allora, È adesso necessario essere... ancora continuiamo, Sì, ci essere in dobbiamo rete, ecco, ecco, sì. fare in rete, come appunto la coperta Esatto, di Beatrice esatto. rappresenta bene. Esatto. Allora, noi ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, poi andiamo da Eliana Grimaldi di Non Una di Meno, che ci racconta invece cosa stanno organizzando loro. A tra pochissimo. Non è un mostro, diceva Elena a proposito di Filippo Turetta, il ex fidanzato che ha ucciso sua sorella, la sua ex fidanzata. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti. Voglio andare adesso da Eliana Grimaldi, esponente di Non Una di Meno, il movimento che organizzerà sabato una grande manifestazione nazionale con due iniziative importanti, una a Roma e l'altra a Messina, da dove appunto ti colleghi tu, Eliana. Sei giovanissima e mi viene appunto da chiederti, al di là di questa iniziativa che state portando avanti, questa cultura che con una parola forse anche semplificativa e poco chiara chiamiamo patriarcale, la ritrovi anche nei tuoi coetanei, ragazzi di 20-22 anni, questa gelosia, questo senso di possesso in queste relazioni, magari anche molto giovani? Ti capita di sentirla dalle tue amiche? Ma assolutamente sì, è una cosa che insomma purtroppo l'ho sempre incontrata durante le scuole, ma sin dalle primissime scuole, perché appunto, come si dice, è una questione culturale e strutturale. Difatti, come si diceva magari anche il padre di Turetta, che dice ma noi non siamo una famiglia patriarcale, tante e tante cose non sono così evidenti come la violenza. Già i primi indizi sono appunto con i compagni di banco, vedendo la ragazza che non può uscire con amici maschi oppure con le sue stesse amiche. Ecco Iana, ti dico la verità, io ho qualche anno più di te, ai miei tempi questa cosa non succedeva, e non parliamo degli anni 70, parliamo di anni successivi, ma era inimmaginabile che i rapporti fra un ragazzo e una ragazza fossero improntati a questo tipo di rapporto. C'era sicuramente più autonomia da parte delle ragazze. Che è successo? Si torna indietro, insomma? Ma credo che la società non aiuti, è una società che porta molto spesso alla frustrazione. Di conseguenza anche questa grande barriera che si devono costruire gli uomini per sentirsi tali, questa fragilità maschile di cui spesso parliamo, l'esprimere i propri sentimenti non dà altro che libertà, mentre nel soffocarlo poi andiamo a sfogare con chi assolutamente non ha colpa. Quindi tu li trovi fragili i tuoi coetanei? Ma assolutamente, credo che fragili lo siamo tutti, non ci sia niente di male ad esserlo. E la forza sta proprio nell'affrontare questa fragilità, nell'avere il coraggio di dire sì, io sono debole, soffro, questa cosa mi ha fatto stare male, comprendere quali sono i nostri limiti. Talvolta magari con queste assenze cerchiamo un amore in qualsiasi cosa senza capire effettivamente cosa ci faccia stare bene. Ecco, tu credi che veramente questa volta stia cambiando qualcosa, che ci sia stata una presa di coscienza più forte rispetto ai femminicidi precedenti? L'avverti nell'aria? No, diciamo che ogni volta che accade un avvenimento tanto tragico, le persone sembrano svegliarsi. Abbiamo avuto una partecipazione assurda a Piazza Duomo quando abbiamo fatto la veglia rumorosa per Giulia Cecchettin. Però sappiamo che nel percorso che porta alla decostruzione, perché sappiamo che tutti siamo cresciuti in questa società patriarcale e maschilista, di conseguenza il percorso per decostruirsi è lungo e l'importante non è arrabbiarsi sul momento quando vedi l'omicidio, quindi il punto più alto e più brutto del problema. L'importante è decostruire e continuare a chiedersi costantemente come migliorare se stessi, gli altri e la società tutta.
Allora, siamo in chiusura, voglio fare un ultimo breve giro. Intanto voglio andare da Giorgio Ferrara, che ha raccolto appunto la testimonianza di uno degli uomini violenti, maltrattanti, che è passato dal suo centro e che parla adesso con queste parole. Sentiamolo. Negli anni ho perpetrato violenza a delle donne e non solo. Anche un semplice schiaffo, urla, offese ad un qualsiasi essere vivente è una forma di violenza. E io di botte, credetemi, quando ero piccolo ne ho prese. Le mie parole sono sincere, come il percorso che ho voluto intraprendere per cercare di essere una persona migliore. È come se avessi voluto pagare il conto dei miei errori partoriti dalla mia rabbia. Ad oggi la risultante, al di là di alcuni meccanismi che mi sono stati insegnati per disinnescare la rabbia e le conseguenze della stessa, è quella di aver imparato cosa è l'amore e la naturale essenza della parola stessa. Perché se in molti possono definirmi un mostro a causa delle mie azioni, sono certo di essere una persona per bene. Prendersi la responsabilità di voler cambiare attraverso un percorso non è una scelta fatta a cuor leggero. Figuriamoci ammettere gli errori della propria rabbia. Maria Celeste Celi, brevemente, che effetto le fa sentire queste parole? Io vorrei aggiungere un piccolo particolare. Intanto noi da tempo parliamo di emancipazione rinnegata proprio perché, come lei diceva, siamo realmente andati indietro in quelle che sono le politiche di emancipazione. Io aggiungerei a tutto quello che hanno detto le precedenti interviste il fatto che una responsabilità importante ce l'hanno i modelli di riferimento rispetto agli uomini e anche rispetto alle donne, modelli violenti, modelli di esteriorità, modelli in cui il maschio è quello aggressivo, quello che mostra il potere. Dico, per cui frenare questa esposizione di queste tipologie di uomini nelle serie TV eccetera sarebbe molto utile, oltre alla spettacolarizzazione del dolore e all'emulazione che creano certi programmi, detto fra virgolette. Per cui ecco, è importante questo, e anche non mettere in piazza il dolore, evitare la spettacolarizzazione, perché non serve a nessuno. Anche noi siamo in fase di apertura di uno sportello per uomini maltrattanti, perché gli uomini maltrattanti, anche quando hanno dei provvedimenti, continuano a essere padri, continuano a essere fratelli, e nelle nostre case famiglie noi spesso ci dobbiamo confrontare con loro, e quindi ci vuole personale specializzato, formato, che sappia trattare con sensibilità e anche avviare un percorso di riabilitazione queste persone che comunque rimangono padri e fratelli. E spero tanto che alla manifestazione che ci sarà a Messina ci siano anche gli uomini nei cortei, che siano accettati, che siano incoraggiati. Allora, Eliana certo. Eliana, è proprio la manifestazione che organizzate voi per sabato pomeriggio. Vuoi invitare tutti e poi ci salutiamo? Sì, assolutamente. Il 25 novembre dalle 15 ci riuniremo a Largo Seggiola, vicino alla ex Piazza del Popolo, adesso Piazza Francesco Losardo, e da là sfileremo per la città cercando di fare il più rumore possibile, di attirare l'attenzione su un problema che è sempre più attuale. È giusto che ci siano anche tanti uomini, come diceva Maria Celeste. Chiunque è il benvenuto, l'importante è noi cerchiamo di essere uno spazio sicuro per ogni tipo di persone marginalizzate. Okay. Qualsiasi uomo è benvenuto, l'importante è che si dia spazio a chi ne ha bisogno e che si cerchi di decostruirsi tutti assieme. Per Giulia brucerete tutto, come diceva Elena, è una battuta. Metaforicamente. Assolutamente, c'è bisogno di fare rumore, per quanto non c'è stato un reale cambiamento nella visione delle persone dall'oggi al domani, da un omicidio all'altro, è una buona occasione per farsi sentire, per parlare ancora e per migliorare. E c'è tanto bisogno. Tutti i giorni dell'anno. Tutti i giorni dell'anno e non soltanto il 25 novembre. E allora grazie, il tempo a disposizione è terminato. Ringrazio appunto Giorgio Ferrara, Maria Celeste Celi ed Eliana Grimaldi. Grazie anche a tutti voi. Possiamo invitare le eventuali ascoltatrici a chiamare il 1522 qualora avessero in questo momento problemi di violenza. Assolutamente, 1522. ricordiamolo, il 1522 che campeggia anche nelle varie farmacie. Ricordate il numero per chiedere aiuto nel caso di violenza. Grazie Maria Celeste e grazie sempre a voi che ci seguite da casa. Grazie a tutti e buon lavoro, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.